Secondo noi è irricevibile. Cioè nel senso, mi faccia spiegare. È una miseria. Ecco, è una miseria che darebbe la banca. Cioè quello sarebbe, dopo il danno restituirebbero il 10%. Il 10%. Queste banche stanno perdendo clienti. Sono lì che ormai hanno perso completamente la fiducia dei risparmiatori. Se vogliono guadagnare un minimo di fiducia, devono risarcire. E allora cosa si può fare, Claudio? Cioè subito allora, azione legale insieme? Cos'è? Il primo passo per tutti è l'invio di una lettera di diffida alla banca, che è stata predisposta ovviamente dai nostri legali, con la quale andiamo a interrompere i termini di prescrizione per l'appunto e chiediamo tutta la documentazione che ci serve per esaminare caso per caso. Ci sono già delle casistiche che si stanno delineando. Per esempio, una cosa particolare che... le baciate, le firme false. Cioè? E cioè ci sono dei documenti in cui le firme non sono quelle dei diretti interessati. Quindi io risparmiatore mi trovo una mia firma che non ho mai fatto. Sembrerebbe. Caspita, questo è pesantissimo. Bisognerà approfondire la questione. Oppure, di nuovo, la forzatura dei profili di rischio, quindi ci sono persone che fino al giorno prima di aver sottoscritto le azioni avevano magari la quinta elementare o la terza media e nel giro di una notte improvvisamente hanno avuto una laurea.